Siamo qui con Davide Piroli. Davide, una partita primo tempo sul pari, le squadre più o meno erano sulla stessa bilancia, diciamo. Poi il secondo tempo un Requaro che forse ha avuto la meglio con più esperienza in campo. La tua impressione su questa partita? Sì, intanto buonasera a tutti. Ma intanto sicuramente il primo tempo è stata una partita molto equilibrata, occasioni di qua e di là, contropiedi, però sicuramente non è che abbiamo fatto in difesa una gran partita. Poi il secondo tempo ci siamo messi d'accordo su due o tre cosette e infatti abbiamo fatto molto meglio in difesa. Poi chiaramente una volta passati in vantaggio abbiamo giocatori sicuramente di un altro spessore, nel senso che tutti ex giocatori di livelli alti comunque che sanno dare un po' di esperienza e siamo riusciti insomma, a portarla a casa con una buona gestione. Siamo contenti anche perché insomma per non essere proprio in fondo, anche se ieri ha vinto il Roller, quindi non riusciamo a uscire dal play-out, però comunque è una soddisfazione per noi visto che tutto l'anno che ci impegniamo e comunque dai, all'andata avevamo perso, quindi è una bella rivincita. Ecco, diciamo che comunque portare a casa la partita fa sempre un po' umore, soprattutto adesso che dovete affrontare le prossime partite, ma una tua opinione, come è stata la partita? Molti giocatori del Valdagno sono tuoi ex, diciamo, li hai allenati tu, insomma, come è stato giocare contro? Ma sì, l'anno scorso ho fatto mezza stagione insieme, è stato bello perché comunque è sempre una soddisfazione, no? Oggi è un po' l'avversario diverso, più che altro passano gli anni, e quello no, mi vedo, dico io, boh, hanno 20 anni, li allenavo che avevo un 12, però sì, è sempre una soddisfazione vederli contro e niente, sicuramente hanno ancora tanta strada da fare perché sono molto giovani, però per me comunque è stato molto bello e niente, dai, sempre una soddisfazione. Penso che anche loro siano stati contenti insomma, di giocare contro il suo vecchio allenatore.